Vangelo secondo Marco, capitolo 2. Gesù guarisce un paralitico. Dopo che erano passati pochi giorni, Gesù trasette un'altra volta in da città di Cafarnao. Come la gente sapette che Izzo stava in da casa, in un momento si accucchiava innanzi alla casa sua tanta gente che Gesù non potette manco uscire più fuori la porta. E in da casa sua si mettette a predicare loro la parola di Dio. Praticamente Gesù lezionava tutta quella folla di gente. Arrivavano là 4 persone che portavano un coppa nulettina, un ciunga e cercavano di trasire in quella casa. Non potendo portare innanzi ai piedi Gesù, non si perdette né coraggio. Pigliano che lo ciungo portavano un coppo su pigna e che la casa dove stava Gesù. Scomigliano su pigna, attaccano che lo ciungo un coppa nulettucciulla e o mullaino innanzi ai piedi suoi, mantenendolo attaccato che fu una cella. Gesù, quando avrete a vedere tutti questi uomini, ricetta a chi lo giunga, figli miei, io ti perdono tutti i peccati tuoi. In mezzo a tutta quella gente, ci stavano assettati pure certi maestri della legge, che in fromma sentendo quelle parole, Gesù ha cominciato a murmurare contro esse, dicendo: perché parla così? Chi stai a stamanna? Solo Dio può perdonare i peccati. E Gesù, leggendo in dei pensieri loro, ricetta: perché parlate così e pensate malamente in tuo cuore vostro? A parere vostro, che cosa è più facile a dire? Ti sono stati perdonati i peccati? O dire, susate, pigliolo le tucce tue e vattene a casa tua? Ma proprio perché hai vita a sapere che il figlio dell'uomo in coppa a sta terra tiene potere di perdonare tutti i peccati, io dico a te, a 80 sa chi lo giunga, susate, pigliolo le tucce tue e vattene a casa. Chi subito si sussette, si mettette in coppa e spalle chi le tuccelle e se ne jette a casa sua. Tutta la gente che stavano là, chi ne spande maraviglia, cominciano a regnare a roli a Dio dicendo: non abbiamo visto mai una cosa socia a questa. Ha chiamato e Levi. Gesù tornò in altra volta vicino al mare da Galilea e tutta la gente correva innanzi a essa. E là si mettette a predicare la parola di Dio. Petramente camminava per mezzo a via vedette Levi, o figlio Alfeo, che stava assettata a rete o bancone, passeggere e tasse e le ricette. Vieni appresso a me. Chi la stai subito là, tutte cose sue, e si mettette pure issa che appresso a Gesù. Più tardi Gesù si trovava in da casa e Levi a mangiare. Insieme con essa e con tutti i discepoli suoi in gestione parecchi che assaggiavano e tasse e altre persone malavite che si mettette a tavola insieme con Gesù, perché parecchia che sta gente si erano misi appresso a essa. Certi maestri della legge, che appartenevano alla rocchia dei farisei, quando vedettero che mangiava insieme con persone malavite, dicettero a tutti i discepoli suoi: come mai ho messo vostro mangia e beve insieme con quelli che vanno a assiggiare le tasse e che gente è malavita? Gesù, quando sentette queste parole, rispondette a loro dicendo: non sono sani quelli che hanno a essere curati a rumiere, ma sono malati. Io non sono venuto qua per chiamare quelli che per voi sono giusti, ma quelli che per voi sono peccatori. La discussione era riunione. Un giorno i discepoli di Giovanni e i farisei facevano una riunione. Chi si accustavano a Gesù e le ricettano: perché i discepoli di Giovanni, come pure i discepoli dei farisei, spesso fanno penitenza e per tutti i discepoli tuoi invece mangiano e bevono? E Gesù rispondendo a loro dicette: può essere mai che mi date una sposarizia, si mettono a fare una riunione per tramendo lo sposo sta in mezzo a loro? Per tutto il tempo che lo sposo sta in mezzo a loro, chi se non può fare una riunione? Arriverà un momento quando lo sposo non ci sarà più e tanti si metteranno a riunire pure loro. Nessuno è tanto in sala nuda che cosa una ferza e panna con un vestito nuovo, un coppa un vestito vecchio, perché chi la ripiezza sguarrerà il vecchio e si farà una sguarrata assai più grossa. E così nessuno mette un vino nuovo in una botta vecchia, perché sennò il vino nuovo spaccherà la botta e tutto il vino a finire per terra e si perderà. A così il vino è otto. Il vino nuovo sa da mettere in te botte nuove. E spiega il sabato. Un giorno che era sabato, Gesù passava per mezzo a una pasta nerana. Tutti i discepoli suoi che si morivano di fame abbiano a ricattare le spighe e si stavano mangiando.
E tanto certi farisei, vedendo questa cosa, ricettano a Gesù: Maestro, perché i discepoli tuoi stanno facendo proprio d'oggi che è sabato, quello che non sa da fare mai o giorni di sabato? Gesù rispondendo a loro ricetta: Non avete mai leggiuto in scrittura quello che ha fatto il re Davide, quando un giorno isse e tutte le compagne che stavano insieme con isse tenevano fame? Non trasette in da casa di Dio, quando era sommo sacerdote Abiatar, e se mangiaia chi luppana che era stato offerto a Dio, che solo i sacerdoti potevano mangiare, o facette mangiare pure a tutte le compagne che stavano insieme con esse. E diceva a loro: Non vi scordate mai, lo sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per lo sabato, perché sto figlio dell'uomo è padrone pure lo sabato.